Quest'anno è stata una novità assoluta, questa discesa lungo l'anima liquida del nostro territorio che è il fiume Mincio. Io rappresento l'associazione Going to Get Up, che è un'associazione formata dai giovani di ogni latteria, e abbiamo avuto l'idea di mettere i nostri presidenti delle 6 latterie del territorio, che vorrei ricordare: Latteria San Pietro, San Donato, la Latteria Sociale di Mantova, la Roverbella, la Goitese e il Caseificio San Donato. Tutti i 6 presidenti sono andati sulla canoa e, trasportati dal fiume Mincio, hanno consegnato l'eredità del grana padano, quindi del nostro territorio, dei prati stabili della Valle del Mincio, ai giovani delle latterie, che hanno portato poi la forma, questa volta vera, al palco dove si è svolta tutta l'inaugurazione. È stato un successo, vi aspettiamo in fiera per altri 2 giorni di eventi ricchissimi. Grazie. Attenzione. Siamo alla 26esima edizione, vuol dire che qualcuno 26 anni fa ha avuto l'idea di partire. Noi adesso abbiamo il dovere di far crescere la manifestazione e penso che lo stiamo facendo egregiamente. I numeri sono in aumento ormai da qualche anno e dovranno continuare a crescere. Siamo un punto di riferimento per la manifestazione Grana Padano dei prati stabili, ci chiama da fuori regione per sapere quando è la manifestazione, siamo punto di riferimento per la provincia, ma lo stiamo diventando sicuramente anche fuori regione e fuori provincia, quindi è molto gratificante per noi come amministrazione. Abbiamo pensato di creare questa deco legata al territorio, che non voleva essere un prodotto ma vuole essere un animale che si nutre dei prati, del fieno dei prati stabili, che nasce qui, cresce qui e viene macellata nelle nostre zone, perché poi la ritroveremo nei nostri piatti. È un animale storico, la bianca della Val Padana, di origine gonzaghesta, quindi abbiamo cercato un animale che era già collocato qui inizialmente, che poi era andato in disuso perché qui veniva utilizzata più un altro tipo di animale che produceva più latte, e l'abbiamo riportata perché pensiamo che possa darci delle gratificazioni, possa essere un elemento distintivo importante del nostro territorio, che poi spero che ritroveremo nei nostri ristoranti, nelle nostre macellerie e anche sulle nostre tavole. Noi qui produciamo un grana padano dei prati stabili che, per chi non l'ha assaggiato, spero che potrà gustarlo in questi giorni. È una grana del nostro territorio, che viene dalla tradizione, che viene dalla particolare conformazione del nostro territorio. Il nostro territorio non poteva essere arato perché era un territorio ghiaioso, quindi cosa si faceva? Si lasciava crescere spontaneamente questo fieno e si seguivano i tempi della raccolta, 4 o 5 tagli, e è quello che viene fatto anche oggi. Noi pensiamo che abbiamo dei prati che non vengono arati da 300 anni, è qualcosa al tempo d'oggi, penso che sia una peculiarità unica, e penso che per questo dobbiamo riconoscerci, dobbiamo avere un'identità e dobbiamo valorizzarlo tutti quanti insieme. Un'arte della valorizzazione della tradizione. I prati stabili si rifanno ai monaci benedettini, alla loro filosofia di vita, alla loro spiritualità, anche alla loro genialità. Un'arte della innovazione, perché ho visto molti giovani che stanno mettendo testa e cuore per continuare in questo settore, perciò dare futuro al nostro territorio. Perciò buon lavoro a tutti, grazie di questa opportunità di incontro. Grazie Monsignore. Mi fa piacere sentire molto spesso adesso la parola insieme, assieme, e quindi questo è importantissimo per ogni settore, ma per l'agroalimentare e per il grana padano è veramente fondamentale. Sta andando bene perché stiamo lavorando in un contesto mondiale, perché noi il 50% del prodotto lo portiamo all'estero, non dimentica, e le tensioni che ci sono nel mondo non sono semplici, però i nostri operatori stanno lavorando molto bene e riusciamo oltre che a difenderci, a migliorare molto bene. Quindi diciamo che sta andando bene. Allora, pronto? Bravo Valentino! Quanti mesi è questa forma? 30 mesi. Come vedete, insomma, dal latte c'è la filiera.